Cominciamo gli approfondimenti di questa puntata di Buongiorno Taranto. Lo facciamo dando il benvenuto in studio a Leonardo Giangrande, presidente di Confcommercio Taranto. Buongiorno presidente. Buongiorno a tutti. Allora, dobbiamo lanciare oggi, cominciamo, anzi grazie per essersi sacrificato come prima cavia di questo esperimento. Lanciamo qui a Cittadella alla radio un appuntamento bisettimanale di approfondimento sulle prossime amministrative, ma non parleremo di politica, parleremo di vita reale. Avremo con noi gli esponenti del mondo delle associazioni di categoria, sindacati, associazioni datoriali, per chiedere, associazioni, comitati, chiedere quali sono le priorità da mettere sul tavolo. Le vostre priorità, tutto quello che ci racconterete, finiranno poi nella trasmissione di Enzo Ferrari qui su Cittadella alla radio con i candidati, e appunto cercheremo poi di raccogliere le loro risposte e ognuno si farà la sua idea quando si tratterà poi di arrivare a votare. Allora presidente, partiamo dalla base, dall'inizio. Qual è, se doveste sceglierne una, qual è la priorità di cui Confcommercio non può fare a meno di chiedere alla futura amministrazione? Io penso che io partirei, una sicuramente c'è, ma partirei un attimino a far comprendere a tutti qual è il pensiero di Confcommercio. Confcommercio, sotto la mia presidenza, ha portato avanti un'idea importante di diversificazione del territorio, perché ci siamo resi conto, non adesso, qualche anno fa, che aver puntato su un'economia che era basata principalmente sull'ex Ilva e sull'Arsenale poi è risultata essere perdente, per le ragioni che tutti conosciamo e non mi interessa entrarci in questa trasmissione. Però è un dato oggettivo, cioè questa economia che non ha avuto uno sviluppo, almeno lo ha avuto per tanti anni, ma ad un certo punto ha dovuto fare i conti proprio con la sua condizione, con la realtà, certo. E con il fatto che questa città, che è la cosa che mi rammarica, è stata svenduta al miglior offerente a danno di tutte le situazioni che noi conosciamo, quindi a danno del lavoro, della salute, di tutto un insieme di cose. Quindi se è vero questo, come tutti ormai hanno preso consapevolezza, ma noi lo abbiamo detto dall'inizio che bisognava diversificare, quindi se è vero questo bisogna partire da avere un'idea chiara di che cosa significa diversificare. Per noi diversificare significa rimettere al centro la bellezza e le bellezze di questa città, quindi partire da che cosa? Dal turismo, perché il turismo in altri territori, vedi a noi vicini il Salento, che 30 anni fa era sconosciuto al mondo intero, oggi fa 5 milioni di presenze. Quindi l'evoluzione che ha avuto in questi 30 anni ha portato persone e quindi economia per 5 milioni di presenze. Quindi voi capite che è una città che deve partire dal turismo, deve partire dalla mitilicoltura, deve partire dagli attratti, dalle navi da crociera, che è gente, ogni tanto mi dicono: ma presidente, perché le navi da crociera, che cosa hanno portato? Le navi da crociera, fosse anche una persona che è venuta in più a Taranto e poi è ritornata, è stato valore aggiunto. Quindi per noi si riparte dalla bellezza della città. Dove? Dalla città vecchia. A proposito di Città Vecchia, quest'anno i riti torneranno, sarà un anno molto molto particolare, abbiamo letto tutti anche la presenza del Vespucci concomitante la settimana santa. Lei pensa però davvero che il turismo possa in qualche modo sostituire il peso che ha l'economia della fabbrica? Questo è quello che risponderebbero o che hanno è stato risposto in qualche modo fino ad ora? Guardate, il tema è costruire dei percorsi, perché detta così in modo asettico, è chiaro che se noi parliamo di 7, 8 mila, 10 mila occupati nell'Ilva, ex Ilva, è chiaro che tu non li recuperi dall'oggi al domani, no? Mi sembra ovvio. Se però ci metti in campo un'idea di sviluppo di città e di provincia, io penso che nel tempo possono maturare un insieme di cose, ma non basta solo ed esclusivamente, come in questo caso noi stiamo spingendo, e abbiamo anche preso posizione nell'ultimo anno forte contro l'amministrazione Melucci, perché ritenevamo, non a torto, perché poi i fatti, se è stata sfiduciata, qualche ragione poi c'era di fondo, premesso che noi non guardiamo al colore politico, Confcommercio guarda all'essenziale. Noi facciamo
Io come presidente di Confcommercio Taranto faccio rappresentanza quindi datoriale, quindi porto avanti delle istanze, perché riteniamo che creare sviluppo e economia significa creare occupazione e creare quelle condizioni. Proviamo ad andare un attimo nel dettaglio, Presidente. Sì. Lei ha detto, parliamo di turismo. Qual è il primo passo da compiere per creare questo processo, queste condizioni? Ma guardate, io dico sempre, la terminologia turismo è una terminologia che è all'interno un insieme di componenti che non ce n'è una. Cioè noi, partendo da noi, quindi dalle Però imprese, da qualche parte dobbiamo cominciare. No, dico, ci deve essere una sinergia di intenti, perché creare il turismo significa creare professionalità all'interno delle imprese. Quindi partiamo da noi prima di criticare gli altri, o prima di accusare gli altri, o prima di puntare il dito contro gli altri. Quindi noi abbiamo fatto e stiamo facendo un percorso attraverso l'ente bilaterale del turismo, attraverso le forme di opportunità che ci sono all'interno, diciamo, delle occasioni per creare formazioni. Quindi abbiamo fatto già dei corsi in inglese per gli operatori. Bisogna che gli operatori crescano e comprendano che anche qui fare turismo significa professionalizzarsi, quindi tutti insieme dobbiamo fare un percorso, e questo per quanto riguarda le imprese. E quindi parlo di sistema. Poi ci vuole la politica deve mettere in campo delle azioni che portino poi a far sì che quando arrivano le persone, devono arrivare le persone, perché Taranto deve essere attrattiva, e Taranto non lo è più attrattiva. Quindi la politica deve avere un'idea chiara, qual è l'indirizzo che vuole dare e qual è l'opportunità che vuole dare poi al territorio. Quali saranno i passi da compiere della politica lo scopriamo tra poco. Adesso ci fermiamo, ma restate qui su Cittadella la Radio con il presidente di Confcommercio Taranto, Leonardo Giangrande. Vorrei, ma non dal punto di vista personale, dal punto di vista culturale, dal punto di vista cittadino, dal punto di vista comunitario, vorrei che il prossimo sindaco, la prossima sindaca, la prossima amministrazione la prossima amministrazione in qualche modo portasse in campo. Ne parlavamo adesso fuori onda di Cittavecchia, lei l'ha accennato prima, il paradigma della città monoculturale dell'acciaio deve diversificarsi, e tra questi c'è il turismo, e tra questi c'è la Cittavecchia a partire dal suo tesoro, dal suo scrigno di storia e di identità. Parlavamo poco fa proprio del cambiamento che sta avvenendo da tempo nella Cittavecchia, che è partito anche da iniziative in qualche modo private lanciate anche da Confcommercio. È questo che la politica deve perseguire? Sicuramente sì, perché noi abbiamo dimostrato attraverso la caparbietà di Confcommercio, attraverso il percorso che Confcommercio ha fatto, grazie all'organizzazione di Confcommercio, alla parte tecnica, al mio vicepresidente Spadafino, alle persone che hanno creduto insieme a noi, ragazzi giovani. Abbiamo dato dei segnali quest'anno importantissimi e abbiamo iniziato a buttare dei semi. Ma avete visto quante persone sono venute a visitare, ad accogliere il bello della città vecchia, insieme ovviamente a Taranto Grand Tour, che io ringrazio, ai ragazzi di Confcommercio, a tutto quel gruppo di lavoro che ci si è messo in campo e che però ha dimostrato che con poco ha portato tantissima gente. Allora io dico, Taranto... E posso dirlo, lo dico pubblicamente, perché prima ne parlavamo anche di persona. Personalmente ho apprezzato l'idea di non scimmiottare nessuno. Non siamo Locorotondo, non siamo Martina Franca, noi abbiamo una nostra identità ed è su quella che va conservata. Esatto. Per questo dico, se voi parlate con le persone, noi parliamo con le persone, che cosa è accaduto in questi anni? Che Taranto non è più attrattiva. Taranto, chi viene da fuori, chi la vede da fuori, non come invece accadeva 30 anni fa. Mia moglie veniva a Taranto con mia suocera a comprare, perché Taranto era una bella città, era dinamica, era propositiva. Ma è vero che la provincia è cresciuta tantissimo, ma è pur vero che Taranto ha perso la sua attrattività. Allora, è vero anche probabilmente che l'online non fa bene. Ma sicuramente. Però il ragionamento dell'online sono ragionamenti che purtroppo non possiamo fare qui, perché se io parlo a livello internazionale, l'online dovrebbero essere tassati come siamo tassati noi. Quindi è un altro argomento che ci porta da un'altra parte. Restiamo invece in tema di amministrazione comunale. Perfetto. Ecco, allora facciamo così. Abbiamo visto le sue priorità: turismo, Cittavecchia, mitilicoltura. C'è un programma ovviamente di ragionamento di sviluppo della città. Che cosa invece l'amministrazione non deve fare? Non deve chiudersi,
non deve chiudersi in un palazzo di vetro e non ascoltare le associazioni datoriali, non ascoltare i cittadini, non ascoltare le associazioni in senso lato, avere un confronto diretto, perché io ho detto sempre in modo provocatorio: sfruttateci. Per le conoscenze che noi poi è normale che noi rappresentiamo come dire, delle istanze, delle imprese e quindi ovviamente degli interessi fra virgolette, ma questi interessi, se messi al servizio di un sistema, quindi di tutti, non in modo egoistico e personalistico e imprenditoriale, quindi fine solo all'utile che un'azienda può portare, ma messo a disposizione di un sistema, è importante. Cioè io mi sono sempre rifiutato di parlare, faccio un esempio, di mobilità a pezzi. A noi abbiamo detto sempre: qual è la vostra idea di un progetto programmato sulla città, sulla mobilità? Quindi mi fate capire. Stiamo parlando anche di parcheggi. Parliamo di parcheggi, okay, ma parliamo di mobilità in senso lato. Quindi io voglio capire al centro della città che cosa volete fare, sui parcheggi che cosa volete fare. Noi non temiamo la grande distribuzione, noi vogliamo le stesse condizioni della grande distribuzione, perché se un cittadino viene a Taranto e gira 2 ore, è normale che prima o poi sceglierà altre location per andarsi a posizionare, a lasciare la macchina, a fare la spesa. Allora tu dammi le stesse condizioni, poi io martellerò gli imprenditori a dire: dobbiamo crescere, dovete crescere, perché dobbiamo misurarci con un mercato che ma talmente a parità di condizioni. Ma a parità di condizioni e a parità di dignità. Leonardo Giangrande, presidente di Confcommercio Taranto, grazie per essere stato con noi, per aver dato il via insomma a questa nostra rubrica qui a Cittadella, in cui porteremo le istanze della comunità in tutte le sue forme alla futura amministrazione comunale. Grazie davvero. Grazie a voi per avermi invitato.